L'agricoltura sociale è produzione agricola connessa a tutta una serie di attività dedicate al benessere delle persone. E si tratta di attività terapeutiche e riabilitative nei confronti di persone in situazioni di disagio, perché attraverso tutta una serie di attività di ortoterapia si ha un reinserimento sociale e lavorativo di determinate persone. E in più l'agricoltura sociale vuol dire anche fare educazione ambientale, portare le scolaresche ma anche i cittadini presso un orto e quindi andare a vedere qual è l'origine, da dove vengono i prodotti della terra, il cibo di cui ci nutriamo.